Signore, signori, autorità, gentili ospiti, a breve inizierà la cerimonia della celebrazione del 54° raduno al Bosco delle Penemozze, che comprenderà l'accoglienza dei gonfaloni decorati di medaglia d'oro valor militare, dei vessilli delle 4 sezioni ANA trevigiane, il solenne alzabandiera, la resa degli onori alle Penemozze, il saluto di benvenuto e la locuzione a cura degli oratori, la recita della Santa Messa e il congedo finale. Pur non essendo vigenti normative contenitive di particolare valenza, vi chiediamo di mantenere tra di voi una ragionevole e opportuna distanza interpersonale, memoria del passato che non dobbiamo ignorare. Per specifiche esigenze di pronto intervento sono presenti delle squadre appiedate di emergenza sanitaria, reperibili immediatamente e riconoscibili dalla propria divisa, nonché un'ambulanza in sosta a fianco del gazebo infermeria allestito nell'area del parcheggio. Ringraziamo di questo prezioso aiuto l'Associazione Emergenza Sanitaria Alta Marca, associazione volontari Quartier del Piave e Vallata Onlus di Pieve di Soligo, che ha predisposto il piano di emergenza sanitaria in collaborazione con la componente di volontari afferente alla sanità alpina, identificata dalla sigla GINCA, Gruppo di Intervento Medico Chirurgico Alpino. Squadre di volontari dell'Unità di Protezione Civile delle 4 sezioni ANA trevigiane, che ringraziamo anch'esse per il generoso contributo, stanno gestendo la tutela dell'incolumità pubblica, l'afflusso dei veicoli dei visitatori, degli ospiti e la movimentazione delle navette che collegano il bosco con le aree di parcheggi allestite nel centro abitato di Cison. Il servizio navetta proseguirà sino a cessata esigenza. La componente musicale dell'evento è affidata quest'anno alla Fanfara Alpina di Conegliano, diretta dal maestro Mariano Cigala. La Santa Messa verrà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio, Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, e sarà impreziosita dei canti della liturgia da parte del coro Giulio Bedeschi della sezione ANA di Conegliano, diretto dalla maestra Simonetta Mandiz. Prepariamoci quindi a vivere con viva partecipazione questi momenti, consapevoli che ognuno di noi ricaverà proprie sensazioni che possano aiutarci ad apprezzare la gioia della nostra reciproca vicinanza, ci stimolino ad elaborare sagge riflessioni e ci sostengano per affrontare le vicissitudini quotidiane che la vita ci propone. Il silenzio è d'obbligo, ancor di più qui al Bosco, perché nel silenzio sentiremo sussurrare le voci di preghiera delle 2411 Penemozze. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. Sono già presenti i gonfaloni dei comuni di Nervesa della Battaglia, Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia, decorati di medaglia d'oro al merito civile. Unitamente ai gonfaloni dei comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Susegana, Villorba, Orsago, Arcade, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Altivole. È altresì presente il gonfalone dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, Victoria Nobis Vita, ex combattenti guerra 1915-1918. Si rendono ora gli onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto. Presenti, attenti! Onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che entrano nello schieramento.
Presenti, riposo. Si rendono ora gli onori ai vessilli e alla bandiera dell'ASPEM, Associazione Penne Mozze. Presenti, attenti! Onori ai vessilli delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e alla bandiera dell'ASPEM che entrano nello schieramento. Presenti, riposo. Per tutti, fronte alla bandiera. Signori autorità, gentili ospiti, lo sappiamo bene che a volte belle e durature iniziative hanno origine per un caso fortuito, ma è però fondamentale che il caso risuoni nella mente, nel cuore e nella volontà di gente sensibile, generosa e decisa. Non dimenticheremo mai gli alpini di Cison, Vincenzo Cesca e Richeto Salton, che esprimono l'aspirazione di erigere un Cristo simile ai tanti che si trovano in Alto Adige per ricordare i cisonesi morti in montagna. L'idea piace, ognuno dice la sua, sostenuta da alcuni, c'è chi suggerisce e chi critica e chi in silenzio, con saggezza, ascolta e dà forma all'idea. L'idea si trasforma in proposta di realizzare il Cristo degli Alpini. Il luogo scelto è il Col Madan, sperone roccioso tra la Val dei Buse, Pissole, e la Val de Afreda Scaeta, proprio qui dinanzi a noi. Per la statua del Cristo si va in Val Gardena ad Andrea Messner che la scolpisce da un unico tronco. Osservate l'immagine di Cristo, che è contorta, sofferta, quasi reale nell'espressione dolorante del volto teso in una smorfia di tribolazione e di tormento. Osservate le sue mani che si chiudono per l'immane sforzo. È un'immagine che ricorda il dolore della carne e dell'anima dei nostri alpini colpiti a morte in ogni dove. Dietro a quell'immagine accingiamoci ad accogliere, con il deferente saluto al cappello e con il canto dell'inno nazionale, l'elevarsi al cielo
del nostro tricolore. Presenti, attenti! Alza bandiera! Presenti, riposo! Signori autorità, gentili ospiti, ma venne un giorno che il sofferto Cristo non fu più solo. È stato scritto: dal simbolo del sacrificio di Cristo è discesa la creazione del bosco delle Penemozze. Il legno della grande croce ha posto nella roccia radici di immenso dolore, che sono emerse d'intorno nella veste di piccole piante destinate a portare il nome di una penna nera spezzata in ogni fronte nel corso di quest'ultimo secolo. Con esse il grande monumento che identifica il memoriale. Il metallo è forgiato a immagine, ove le tre penne appaiono evidentemente mutilate, ma il disperso lembo superiore viene raggiunto dall'amore degli alpini viventi. La ferita rimane, ma il sacrificio non risulta vano se è fecondo di gratitudine per il dovere compiuto. Un simbolo che rappresenta non decade mai, se rimane vitale. Di fronte a questo simbolo rendiamo ora gli onori alle Penemozze e a tutti i caduti. Prendano posto nell'ordine il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini Alessandro Trovant, il generale di Corpo d'Armata Antonello Vespasiani del Comando della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, il sindaco di Cison di Valmarino Cristina da Soller, il presidente dell'Associazione Penemozze Varinio Milan, il presidente del Comitato Bosco Penemozze Marco Piovesan, seguiti dai presidenti delle sezioni ANA di Conegliano Francesco Botteon, di Treviso Franco Giacomin, di Valdobbiadene Massimo Burol, di Vittorio Veneto Maurizio Casetta, dal capogruppo ANA di Cison di Valmarino Carlo Dalla Fontana, per la resa degli onori ai caduti. Presenti, attenti! Onori ai caduti!
Presenti, riposo. Fronte all'altare. La cerimonia continua con le allocuzioni delle autorità, precedute dalla lettura del messaggio fattoci pervenire dal Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia. Venezia, 14 agosto 2025. Pregiatissimo Presidente Piovesan, ringraziando del cortese invito, mi duole comunicare che a causa di pregressi impegni istituzionali non potrò partecipare al 54esimo raduno al Bosco delle Penemozze. Ogni penna nera qui non è solo un simbolo, è una storia, un volto, un sacrificio. E ogni passo che compiamo tra questi sentieri è un tributo alla dignità, al coraggio e alla generosità degli alpini caduti. Il loro ricordo, grazie ai partecipanti, non svanisce, ma anzi assume il compito più grande, diventa monito. Il Bosco delle Penemozze accoglie come sempre con la sua forza discreta e la sua bellezza austera. Il suo silenzio, oltre a costituire un invito alla riflessione, ci permette anche di tributare con grande riconoscenza il nostro plauso proprio agli alpini e alla loro solidarietà, capace di attivarsi mediante iniziative a favore del prossimo nei momenti di necessità. Ringrazio gli organizzatori per l'impegno profuso anche quest'anno. Esprimo inoltre la mia riconoscenza a ciascun partecipante. La loro fondamentale presenza risulta importante perché è solo ricordando assieme, come comunità, che si può evitare il ripetersi di simili errori. Esprimendo la mia vicinanza ideale, concludo porgendo il saluto della Regione del Veneto e i miei più cordiali saluti. Firmato Dottor Luca Zaia. Prende la parola il presidente del Comitato Bosco Penemozze Marco Piovesan a nome delle sezioni ANA di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e dell'associazione Penemozze. Cari ospiti, cari alpini, familiari, amici, buongiorno. A nome del Comitato Bosco Penemozze rivolgo a ciascuno di voi un cordiale saluto e un sentito ringraziamento per la vostra partecipazione al 54esimo raduno. Ritrovarci ancora una volta in questo luogo sacro, che costituisce la memoria e il sacrificio di tanti nostri alpini, è un segno di continuità, di fedeltà, di amore verso quei valori che ci uniscono. Negli anni abbiamo visto crescere la partecipazione sempre più sentita, non solo da parte degli alpini, delle loro famiglie e degli amici, ma anche da numerosi rappresentanti delle nostre amministrazioni locali. È il segno che questo bosco è diventato patrimonio di tutti, simbolo di identità, di memoria condivisa e di riconoscenza collettiva. Saluto
e do un mio ringraziamento personale al sindaco di Cisone di Valmarino, Cristina da Soler, a tutti i sindaci e i delegati e ai gonfaloni presenti, al generale Corpo d'Armata Antonello Vespaziani, comandante del Confordot, a tutti i rappresentanti delle forze armate e dei reparti alpini, a Sua Eminenza Monsignor Riccardo Battocchio, Vescovo di Vittorio Veneto, che la ringrazio per aver accettato il nostro invito, a Don Fabio Mantese, parroco di Cison, al vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Alessandro Trovant, ai consiglieri nazionali, ai presidenti delle sezioni, ospiti con i loro vessilli, e a tutti i gagliardetti di tutti i gruppi presenti, al vicequestore Vincenzo Zonno e a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, ai deputati Marchetto Aliprandi e Boff, ai consiglieri regionali e a quelli provinciali presenti. Un pensiero alla signora Imelda Tosato, vedova Reginato, che oggi non può essere con noi, però con lo spirito sicuramente ci accompagnerà in questa giornata, e alla signora Burana Desidera, ai rappresentanti delle associazioni d'Arma e con i loro simboli associativi. Un ringraziamento anche al coro Giulio Bedeschi di Conegliano e alla fanfara alpini di Conegliano per collaborare con questa iniziativa. Il Bosco delle Penemozze non è soltanto memoriale, ma un cuore pulsante nella memoria viva. Qui il sacrificio degli alpini è inciso in 2411 steli, che una a una testimoniano una vita, una storia, un impegno, un servizio di fedeltà e ideali condivisi. Il comitato, che ho l'onore di rappresentare, nato 3 anni fa per la volontà precisa e decisa di 4 presidenti di sezionale di allora, Burol, Dorigo, Introvigne e me stesso, hanno dato nuova forza e continuità per mantenere questo luogo vivo e decoroso. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro instancabile degli alpini delle 4 sezioni trevigiane, della Protezione Civile ANA e di tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile ciò che voi potete vedere oggi. Le numerose migliorie realizzate sono sotto gli occhi di tutti, ma questo è un solo inizio. Il nostro augurio è che l'opera possa proseguire con la stessa determinazione anche nel futuro, affinché questo bosco continui ad essere un punto di riferimento per la memoria e per la comunità. Un ringraziamento speciale e non scontato va a Francesco Introvigne per la costante supporto e dedizione dedicata, all'Aspen e al gruppo di Cison, sempre in prima linea a custodire e valorizzare questo luogo. Permettetemi ora rivolgere un saluto a un amico di tanti di noi, che col suo solito colpo di scena ci ha lasciato troppo presto. Come recita una sua canzone preferita che amava cantare in amicizia e in compagnia, amici miei, sempre pronti a dare una mano da vicino e da lontano. Ebbene ora, dal paradiso di Cantore, assieme ai nostri veci e ai tanti amici andati avanti, veglia su di noi e su questo bosco. Ciao Beppo da Simeta. Il raduno non è solo un incontro di amicizia, ma un momento che rinnova la memoria e la forza e il legame che ci unisce. Qui, tra monti, riaffermiamo la nostra volontà di custodire le radici e di trasmettere alle nuove generazioni l'esempio che non è tornato, di chi non è tornato. Con questo spirito vi saluto con affetto di sempre e con orgoglio di poter dire: viva gli alpini, viva l'Italia! Prende la parola il sindaco del comune di Cison di Valmarino, avvocato Cristina da Soler. Buongiorno a tutti, il benvenuto mio e di tutta l'amministrazione comunale a Cison di Valmarino. Un benvenuto particolare al Vescovo Riccardo, che oggi è qui con noi, e consentitemelo, un benvenuto e un ringraziamento a Don Fabio, che nonostante la sua attività parrocchiale e lo impegni con ben 3 parrocchie, fa sempre l'impossibile per essere ovunque, quindi grazie a lui che con forza non manca mai nei momenti importanti della comunità. Un grazie a tutte le autorità civili e militari intervenute, mi unisco ai ringraziamenti. Vi confesso che oggi è più difficile del solito parlare da qui.
Ogni anno ricordiamo gli alpini andati avanti, però il destino ha voluto che in questa settimana le perdite importanti siano state numerose. Aver perso il già ricordato Beppo, Nino e per la comunità del comune di Cison di Valmarino, Mario. Sono perdite importanti che mi rafforzano una riflessione. Spesso raccogliamo la vostra preoccupazione, la vostra richiesta di aiuto, perché siete sempre meno e da cose da fare le cose che noi amministratori vi chiediamo sono sempre tante. Avete ragione, è un impegno morale nostro che dobbiamo sentire dentro, quello degli amministratori, dei governanti, dei rappresentanti della società qui presenti, quello di supportarvi e sostenervi. Però, cari alpini, io oggi mi sento di chiedervi di non mollare, di continuare nonostante la fatica, le difficoltà, a testimoniare i valori dell'alpinità. Le nostre comunità, la mia comunità, ha bisogno di potervi indicare come testimonianza costante e quotidiana di che cosa vuol dire il senso del sacrificio, il prendersi degli impegni, il rispetto, il lavorare in gruppo. Abbiamo bisogno di voi e quindi vi chiedo, nonostante la fatica, l'età che avanza, gli sforzi, le difficoltà, stateci vicini e non mollate. Viva gli alpini, viva l'Italia! Prende la parola il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Alessandro Trovant. Buongiorno a tutti. Diciamo che oggi è una giornata molto particolare e per me anche molto triste. Prima è stato nominato il Beppo e l'ultima volta che l'ho visto ci eravamo proprio dati appuntamento in questo luogo. Purtroppo l'autore della vita ha voluto che andasse anche lui nel cimitero di Cantore. L'unico invito che ti posso fare, Beppo, come recita un passo della preghiera dell'Alpino morto, da lassù, quando vedrai uno di noi stanco, magari un po' arrabbiato, dagli una mano e fa che prosegua. Questo era il mio primo saluto. Il secondo lo dedico a voi tutti, che tutti gli anni siete qui, in questo luogo, un luogo che posso dire un luogo di raccoglimento, un monumento naturale, dove gli alpini sono parte integrante del bosco. Ricordano le steli che sono state messe, tutte le penne mozze. Devo ringraziare il comitato delle penne mozze che si prende carico di questo luogo e devo ringraziare anche tutti gli alpini di tutte le sezioni che anche oggi sono qui per ricordare questo momento. Penso che mi sia anche doveroso dire che oggi sono più che onorato di rappresentare il nostro Presidente nazionale che ha dato a me l'incarico e al mio collega Daniele Vassetto di rappresentarlo. Termino con una frase tipica: viva gli alpini e viva l'Italia! Prende la parola Giuseppe Rugolo, presidente della sezione ANA di Bassano del Grappa, che propone l'orazione ufficiale. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al Bosco delle Penne Mozze. I saluti di circostanza sono già stati fatti e non mi ripeto. Quando i miei colleghi e amici presidenti e sezioni
2 mesi fa mi hanno invitato a rappresentare l'anima e lo spirito di questa cerimonia, non vi nascondo che ho perso una notte di sonno, sentendo tanta e tale responsabilità. La storia dell'Associazione Nazionale Alpini, nella sua raffigurazione, si snoda attraverso una serie di cerimonie che io amo identificare in un cerchio. Tutto parte e tutto torna, arriva alla colonna mozza dell'Ortigara. È una via crucis di luoghi sacri, di luoghi storici, di luoghi dove si è sofferto, si è combattuto e si è purtroppo lasciato la vita. I nomi li conosciamo tutti: Adamello, Contrin, Pasubio, Grappa. È una storia che ha accompagnato per 100 anni l'Associazione Nazionale Alpini. L'anno scorso, a una cerimonia sul massiccio del Grappa, eravamo a Crespano, presente un monsignore di cui purtroppo, e mi dispiace, non ricordo più il nome, un monsignore missionario che ha celebrato una messa all'aperto. Alla fine mi si avvicina e mi fa: Presidente, complimenti, bravi gli alpini, mio papà era alpino, aveva combattuto. Voglio bene agli alpini. Mi permetta un appunto. Voi siete bravi, avete le vostre cerimonie, i vostri monumenti, ma non vi ho mai sentiti parlare in avanti. Le vostre cerimonie rappresentano quel momento, ma sono proiettate all'indietro, ai fatti d'armi. Lì per lì non ci ho fatto caso. Quando 2 mesi fa i colleghi che ho citato prima mi hanno invitato a rappresentare il Bosco delle Penemozze, nella mia testa e nel mio animo si è accesa una lampadina. Ho detto: questo è il momento in cui vorrei avere qui quel monsignore per fargli capire che c'è una cerimonia nuova, diversa. Nasce dal cuore e dall'animo di 4 pazzi meravigliosi visionari. Visionario è colui che vede avanti, colui che vede oltre, al di là dell'avverbio. È un luogo non per tutti, è un luogo solo chi sa vedere cose agli altri sconosciute, è un luogo dove ci si porta con il cuore. Gli antichi sostenevano che la memoria era nel cuore. Ebbene, questi meravigliosi visionari hanno realizzato qualcosa di unico e universale e ne hanno fatto una metafora degli alpini, una rappresentazione scenica che ci accompagna nel nostro essere alpini. Per chi arriva, per il visitatore, il pellegrino, la prima cosa che si nota dal basso verso l'alto è quel Cristo ligneo piantato su quello sperone di roccia. Anzi, permettetemi un dialettismo, su quella croda, che è ancora più efficace, a indicare l'umiltà che dobbiamo avere noi alpini nel proporci e nel porci di fronte a un Cristo che a cui tante volte ci appelliamo con la nostra preghiera e a cui affidiamo i nostri affetti più cari. E quella
Cristo piantato nella croda significa la durezza della vita, la sofferenza, ma anche la resilienza, che poi sono le nostre caratteristiche. Avrebbero potuto scegliere un luogo più semplice da visitare, magari un bel prato inglese, e invece no, hanno scelto una piccola valle delle Prealpi trevigiane, aspra, morfologicamente imperfetta, ma proprio perché tale spoglia da qualsiasi retorica. Solo la retorica è perfetta. Qui c'è l'imperfezione nostra degli alpini, ma che rappresenta un aspetto generoso e unico nel suo genere. Questa è una cattedrale a cielo aperto. Gli alberi, sembra quasi stile gotico, gli alberi si proiettano verso l'alto. Mi viene da pensare a uno dei motti sacri degli alpini, ad excelsa tendo, alle cose più alte, alle cose magnifiche, alle cose belle. Ed è uno spirito particolare. E poi perché? Perché sono 2 mesi che ho questa domanda: perché hanno scelto un bosco? E anche qui metafora nostra. Perché un bosco racchiude, protegge dal sole, dal vento, frena il vento. Ma soprattutto un bosco rinasce. Un bosco è muto nella sua durezza, sa che perde le foglie, ma passato l'inverno germoglia di nuovo, che poi è la nostra condizione, di noi alpini. Siamo imperfetti, lo sappiamo, però sappiamo rimetterci in gioco, sappiamo ripartire ogni volta che ci viene chiesto, con nuove formule, con nuovo entusiasmo. E gli alberi, questi alberi che proteggono queste stele, sono a significare radici ben profonde, la forza delle radici che tengono fisso al terreno l'albero, che poi sono le nostre radici. La fermezza e la resistenza del fusto, la forza del fusto. E poi le fronde, i rami, le foglie che si protendono verso l'alto. Sono la magnificenza di quello che sappiamo fare, sono la speranza. Perché un albero muto, nel suo silenzio, spera e sa in cuor suo che germoglierà di nuovo. Questo è deve essere il nostro essere alpini. Imparare da questo bosco meraviglioso, questo mausoleo, questa cattedrale. Qui si viene per pregare, si viene per ricordare. Qui, e non è irriverente, Sua Eccellenza, l'accostamento, è stata scritta una pagina nuova della nostra alpinità. Qui si guarda avanti, a rigermogliare, perché una cerimonia sul Pasubio non ci vedrà, e giustamente, mai protagonisti, perché i protagonisti sono coloro che hanno combattuto e morto su quelle trincee. Qui i protagonisti sono quelle stele che rappresentano anime, rappresentano uomini, e coprotagonisti diventiamo noi che arriviamo su questo luogo e andiamo in simbiosi, in empatia totale con il ricordo e con la memoria. Questo è il significato particolare. Qui i protagonisti siamo noi, le stele per prime, e noi. Ecco il guardare avanti. È come il passaggio dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, al Vangelo, un nuovo parlare. Questo dobbiamo fare tesoro.
Perché lo sappiamo benissimo quante volte arriva l'inverno nei nostri gruppi, nelle sezioni, perché siamo uomini, non dobbiamo nasconderci dietro a paraventi. Però dobbiamo avere la resilienza e la speranza che hanno questi alberi. Sanno la certezza, sanno che dopo l'inverno arriveranno nuove gemme, arriveranno nuove primavere. Questo dobbiamo saper fare noi, perché la nostra storia è una storia importante, è una storia di sacrificio, è una storia che deve fondarsi su principi ben saldi, ma è una storia che deve sapersi adattare anche ai tempi che cambiano. Del resto lo dice anche la biologia, le specie che non sono sopravvissute sono quelle che si sono opposte ai cambiamenti. L'Associazione Nazionale Alpini è sempre mutata nei suoi primi 100 anni di vita, ha saputo adattarsi, ha saputo rigenerarsi. Questi meravigliosi ragazzi, perché a quei tempi, hanno saputo creare nuove gemme, nuovi germogli. Sta a noi saperne far tesoro, saperne prendere la lezione e anche noi far sì di essere portatori di nuovi valori, di nuove gemme e di nuova rigenerazione. Questo è il messaggio del Bosco delle Penemozze. Ed è stato citato prima, c'è una persona, un alpino, il Beppo da Zimetta, che aveva le radici ben profonde nella sua Zimetta, nella sua Conegliano, era forte dei suoi convincimenti, ma aveva la sua simpatia, la sua carica di energia, il suo cuore, il suo amore per l'alpinità, che era l'alpino di tutta l'Associazione Nazionale Alpini. Facciamo tesoro e teniamo nel nostro cuore questi insegnamenti. E poi, e vado a concludere, mi dispiace per voi, cari alpini trevigiani, ma oramai il Bosco delle Penemozze non è più il vostro bosco, perché ha fatto un passo in avanti ed è diventato il bosco di tutta l'Associazione Nazionale Alpini, è il bosco di tutti gli alpini, forte della sua speranza. Viva il Bosco delle Penemozze, viva gli alpini! Signore e signori, autorità, gentili ospiti, assistiti dai diaconi alpini Angelo Lunardi e Gino Poletta, Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio, Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, si appresta a concelebrare la Santa Messa con Don Mirko Biotto, suo segretario, Don Fabio Mantese, arciprete parroco di Cison di Valmarino. Durante la celebrazione verrà data lettura della preghiera dell'Alpino da parte del presidente dell'Associazione Penemozze Varigno Milan. La liturgia è animata dalle voci del coro Giulio Bedeschi della sezione Ana di Conegliano, diretto dalla maestra Simonetta Mandis. La celebrazione è preceduta dallo scoprimento e benedizione del nuovo ambone, opera dell'alpino Vittorio Buratto. Carissimi, l'ambone che oggi inauguriamo per il servizio liturgico è la mensa della Divina Parola, da cui Cristo Signore ci offre il nutrimento primario indispensabile per la vita cristiana. Disponiamoci a celebrare questo rito in religioso raccoglimento. Preghiamo. O Dio, che nel tuo immenso amore hai voluto parlare a noi come ai tuoi amici,
Donaci la grazia dello Spirito Santo perché, gustando la dolcezza della tua parola, siamo permeati dalla scienza del tuo Figlio, Maestro insuperabile di verità. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La nostra pace è Cristo. Quel Cristo che non è un'idea, non è una figura significativa del passato, è presenza, è vita. E noi celebriamo la messa non come un bel rito, ma come l'incontro con Gesù, il risorto, la nostra pace. Disponiamoci quindi a vivere questo momento di preghiera, aprendo il nostro cuore al dono che ci verrà offerto. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Al Salmo rispondiamo: hai preparato, o Dio, una casa per il povero. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Pioggia abbondante ha riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio, giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti, resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Come sempre accade nella celebrazione della Messa, anche in questo momento così particolare, così solenne, la parola di Dio non giunge a caso agli orecchi e ai cuori di una comunità radunata per celebrare i santi misteri. E sembra proprio che i brani biblici di questa domenica siano stati scelti per incoraggiare persone che non scelgono i primi posti e che fanno il bene senza aspettarsi il contraccambio. Ecco, spero di non esagerare, ma quel che ho potuto vedere in tante occasioni, quello che sappiamo degli alpini, delle associazioni nazionali alpini, mi permette di dire che essi, al loro meglio, si orientano volentieri sulla strada indicata da Gesù. Lo testimoniano le più di 2400 stele riunite in questo bosco, lo testimoniate voi con la vostra presenza, con la vostra attività, con il vostro servizio. Siete orientati nella direzione indicata da Gesù. Non cercare i primi posti, fare il bene senza aspettarsi il contraccambio. E se non sempre si è capaci di mantenere questa direzione, perché gli alpini, come tutti gli esseri umani, come anche il vescovo, hanno costantemente bisogno di conversione. Se non siamo capaci di mantenere questa direzione, la parola di Dio, la sapienza che ci è donata attraverso i libri della Bibbia, ci aiuta a trovare il giusto orientamento. Il cuore sapiente è scritto nel libro che abbiamo
che chiamiamo il Siracide, l'abbiamo sentito nella prima lettura, il cuore sapiente sa che vale la pena compiere le opere buone con mitezza, farsi tanto più umili quanto si è più grandi, fare di tutto per trovarsi non nella condizione del superbo, ma in quella dell'umile. La condizione del superbo è misera, spesso irrimediabile. Con la sapienza di Gesù, che porta a compimento, a perfezione, la sapienza già presente nei libri dell'Antico Testamento, ce lo conferma con 2 parabole, 2 scene esemplari che richiamano 2 atteggiamenti di fondo di una vita buona: l'umiltà e la gratuità. Abbiamo già sentito evocare questi atteggiamenti nelle allocuzioni che hanno preceduto la messa. Umiltà e gratuità. E così come suonano, queste parole potrebbero dare l'idea di essere un po' logore, consumate dall'uso, quasi fossero dei vecchi scarponi, buoni solo a suscitare qualche nostalgia dei bei tempi antichi. Ecco, proviamo però a dire con altre parole il contenuto di questi 2 termini, di queste 2 virtù. Cos'è in fondo l'umiltà? È il senso della realtà. E cos'è in fondo la gratuità? È la capacità di agire, almeno qualche volta, in modo disinteressato. Ecco, il senso della realtà ci permette di valutare quello che siamo, quello che sono gli altri, quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare, quello che gli altri possono fare e quello che non possono fare. Allargando lo sguardo, possiamo anche dire che il senso della realtà ci permette di riconoscerci come creature, cioè di non scambiare noi stessi, gli altri e le cose con degli idoli. E la capacità di agire in modo disinteressato, almeno qualche volta, è quella che ci rende umani. Gli esseri umani sono capaci di agire non esclusivamente per il proprio interesse. E in questo gli esseri umani manifestano ciò che realmente sono, creature fatte a immagine e somiglianza di Dio. E Dio non si muove per interesse, ma per puro amore. E allora quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Ecco il disinteresse. In realtà non è davvero possibile fare il bene senza ricevere qualcosa in cambio. Anche Gesù del resto aggiunge: riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Se ci arriva qualcosa in cambio, se le persone ci dicono grazie per il servizio che facciamo, se proviamo un po' di soddisfazione nelle cose che facciamo per gli altri, bene. Quello che dovremmo cercare di evitare è di fare il bene pretendendo di ricevere qualcosa in cambio. Non pretendere che ci dicano sempre grazie. Non pretendere anche di essere sempre felici nel fare il bene. A volte si fa il bene perché è così, perché è bene, non per trovare soddisfazione. Non pretendere. Se c'è la soddisfazione, se c'è il grazie, bene. Ma non diventiamo cattivi se gli altri non apprezzano quello che facciamo per loro, come vorremmo e come magari sarebbe giusto. Continuate dunque, voi alpini, continuiamo insieme in tanti modi a fare il bene, compiendo le nostre opere con mitezza, con senso della realtà, senza troppe pretese.
Diciamo insieme ora qual è la nostra fede, la fede che ci sostiene nella speranza, nella carità. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il suo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniamo le nostre preghiere a quelle che ora verranno proposte, con fiducia e libertà. Diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa testimoni il Vangelo dell'unità e della pace, con gesti generosi di servizio e di accoglienza verso gli ultimi e chi è senza speranza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i 2411 alpini ricordati in questo memoriale e per tutti gli alpini d'Italia caduti in guerra e in pace, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto nella costante ricerca delle vie del bene e della pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i caduti di tutti i fronti, per le vittime della violenza, dell'odio e della malvagità dell'uomo, perché ci siano di monito ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane, come accade in molte parti del mondo, in particolare in Ucraina e Medio Oriente, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nel 54esimo di questo Bosco delle Penemozze, ricordando i soci fondatori e quanti nel tempo l'hanno sostenuto e valorizzato, in particolare Beppo Benedetti e Mario Magagnin, andati avanti in questi giorni, perché la loro operosità e abnegazione ci siano di stimolo e di esempio per conservare quest'opera, perpetuandone la memoria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i giovani che hanno ricevuto doti particolari non dimentichino che la vera grandezza non consiste nella fortuna o nel successo, ma nell'umiltà del dono di sé e in una vita piena di condivisione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità sia accogliente e fraterna e cresca in quello spirito di umiltà che apre il cuore a Dio e agli altri, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, queste preghiere. Scenda su di noi, sul mondo intero, la tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dei
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo, o Signore, ci ottenga la tua benedizione, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, i Beati Don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, Don Secondo Pollo, Luigi Bordino e tutti coloro che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sono tante le preghiere con le quali ci rivolgiamo a Dio. Ce n'è una che Gesù stesso ci ha consegnato. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, preghiamo come Egli ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo del sangue di Cristo. Tu sei la mia vita,
la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo,
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Ringrazio per l'invito a presiedere questa celebrazione assieme al parroco Don Fabio, Don Mirko e ai diaconi. È un segno di un legame tra la chiesa locale, la chiesa di Vittorio Veneto, ma le chiese del nostro paese e quanti come voi, come l'Associazione Nazionale Alpini, si impegnano per il bene di tutti. Continuiamo a pregare perché ci sia pace in questo mondo, perché chi ha la possibilità di fare scelte faccia scelte coraggiose per la vita e non per la morte. E su questo mondo, forti della celebrazione che abbiamo vissuto, invochiamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Signore delle cime,
il generale di Corpo d'Armata Antonello Vespasiani, del Comando della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, prende la parola. Sì, buongiorno a tutti. Parlare per ultimo è in qualche modo più complicato, però porto il mio personale saluto e ringraziamento e simbolicamente di tutti gli uomini e donne in armi delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine. Il ringraziamento a Sua Eccellenza per averci ricordato dell'importanza di servire senza pretendere un ringraziamento. È quello che facciamo quotidianamente, ma ricordarcelo è sicuramente importante, ci aiuta a tenerlo presente. Un ringraziamento alla Presidenza nazionale, rappresentata qui dal Vicepresidente Vicario. Mi piace ricordare le parole del Presidente Favero che afferma che siamo noi alpini in armi e voi alpini dell'associazione due facce della stessa medaglia, uniti dal servizio ai nostri concittadini. Saluto tutte le autorità, i nostri amministratori, anche a loro ci accomuna il senso e lo spirito di servizio e di dedizione alle comunità. Noi lo facciamo a favore dell'intera comunità nazionale, voi delle vostre, con dedizione e passione. Il colpo di vista di questi amministratori con queste fasce tricolori è veramente impressionante ed emozionante. Un ultimo pensiero si ricollega all'intervento del Presidente Rugolo della sezione di Bassano, con quel richiamo a quel sacerdote che diceva che noi alpini ricordiamo sempre il passato. In realtà momenti come questi e luoghi come questi, che sono luoghi del cuore, servono a tutti noi, soldati in servizio o alpini in congedo, a ricaricare lo spirito per continuare ad affrontare la nostra quotidianità forti dell'esempio di quanti hanno dato la vita per il servizio al Paese, alla nazione, alla patria, ai propri concittadini, e quindi il loro ricordo ci aiuta ad affrontare le nostre difficoltà, piccole o grandi che siano, per darci la convinzione che se loro sono arrivati addirittura a donare la vita, il bene più prezioso, nessuna difficoltà è insuperabile, e il loro esempio ci guida appunto proiettati nel futuro, non solo nel passato. Grazie. Viva gli alpini, viva l'esercito, viva l'Italia. Si rendono ora gli onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto. Presenti, attenti! Onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano lo schieramento.
Presenti, riposo. Si rendono ora gli onori ai vessilli e alla bandiera dell'ASPEM, Associazione Penne Mozze. Presenti, attenti. Onori ai vessilli delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e alla bandiera dell'Associazione Penne Mozze che lasciano lo schieramento. Presenti, riposo. Signore, signori, autorità, gentili ospiti, la cerimonia di celebrazione del 54esimo raduno del Bosco delle Penne Mozze si conclude. Ci auguriamo che in essa abbiate potuto provare l'intensa emozione che qui si propaga. Ritornate in questo luogo da soli, nel silenzio della valle di San Daniele, sentirete il soffio del vento che porta con sé le voci di 2411 penne mozze e con esse l'auspicio che non le si possa mai dimenticare. I presidenti delle 4 sezioni ANA della provincia di Treviso, il presidente dell'Associazione Penne Mozze, il sindaco del comune di Cison di Valmarino ringraziano tutti voi per la calorosa partecipazione e vi danno appuntamento a domenica 30 agosto 2026 per il solenne 55esimo raduno e a mercoledì 24 dicembre 2025 per la tradizionale veglia al bosco. Buon rientro alle vostre destinazioni. Rompete le righe.